terza vittoria consecutiva a 3 punti dalla vetta, sebbene ok ci siano altre squadre in mezzo, però insomma un risultato importante. Sì, un risultato importante, abbiamo fatto secondo me un'ottima gara sotto certi aspetti, un buon primo tempo dove abbiamo creato tante situazioni da gol, dovevamo essere forse un po' più concreti, un po' più cinici nell'andare nel doppio vantaggio. Il secondo tempo l'abbiamo gestito discretamente, anche se in un paio di situazioni abbiamo fatto degli errori nella gestione della palla e quando il risultato è sempre in bilico, insomma, devi sempre stare attento fino al 90° e soffrire, però direi che la prestazione da parte della squadra oggi è stata, come altre volte, molto positiva, quindi siamo contenti sotto questo. Possiamo dire che è stato il miglior primo tempo visto giocare qua a Leuganeo? Ma è stato sicuramente un ottimo primo tempo, adesso sotto l'aspetto dell'aggressività, della gestione della palla, questo sì, perché abbiamo calciato tante volte, il loro portiere è stato credo uno dei migliori in campo, quindi sì, sicuramente è stato un ottimo, adesso non so se è stato il migliore, però è stato un ottimo primo tempo. Ascolta, dopo San Benedetto cosa è successo? Insomma, c'è stata la svolta comunque. Abbiamo continuato, noi non è che abbiamo cambiato molto, nel senso abbiamo continuato a lavorare con la massima determinazione, la massima serenità nel trasmettere al gruppo le mie e le nostre idee dello staff. È cresciuta sicuramente un po' di autostima, sono cresciuti sotto vari punti di vista, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto della condizione fisica e anche comunque del lavoro, perché la squadra è migliorata sotto vari punti, sotto questi punti che ho appena citato.